Sindaco, come coordinatore di Forza Italia provinciale, ecco, come valuta il prossimo impegno ad Agrigento, che chiaramente si voterà anche in altri comuni, ma Agrigento è la testa di ponte? Sì, in effetti ha ragione. Agrigento è perché è capoluogo di provincia, e per il ruolo che riveste anche come zona centrale della Sicilia. Agrigento ha sempre fatto storia a livello politico. Noi come Forza Italia abbiamo già un taglio, siamo ormai sulla sponta, ecco, del centrodestra, vorremmo ricombattare, ed è il nostro intendimento, ricombattare tutto il centrodestra. Abbiamo buone possibilità, speriamo, la gente è responsabile, sa valutare. Ritengo che il risultato che noi ci prefiggiamo sarà un risultato che potrà dare delle risposte al territorio, non perché gli altri non sappiano darle, ma noi abbiamo un modo diverso di vedere la politica e la gestione della stessa. Sindaco, c'è già una data per prossime elezioni di secondo livello della provincia. Ecco, come valuta questa iniziativa? Ricordiamo che lei è stato anche un amministratore della provincia. Guardi, io ritengo, sono certo anzi, che qualcosa deve muoversi, perché le province non possono essere lasciate così, abbandonate. La provincia ha un ruolo di collegamento, svolge un ruolo importantissimo di collegamento tra l'ente comune e la regione e lo Stato. Ha competenze che non sono del comune, ha competenze che non sono della regione, ma sono proprie. Allora io auguro e auspico che si possa arrivare prima o poi, ecco, alle elezioni dirette o elezioni indirette, purché si abbia un governo delle stesse, atteso che le province, ripeto, rivestono un ruolo amministrativo e politico importante in tutto il territorio. Penso alle strade provinciali in uno stato di abbandono assoluto. Penso alle scuole per la stessa problematica, ma mentre, ecco, per le strade il pericolo è evidente, si può interrompere e quant'altro, per le scuole è ancora più grave, perché immaginarsi una disgrazia mentre all'interno delle scuole ci sono i ragazzi.